Nonostante un fallo evidente, a detta dei padroni di casa, di un difensore gialloblu che con il braccio largo ha fermato il cross, ma al quale la classe arbitraria non ha fatto seguire un rigore, a prendere l'iniziativa il più delle volte è stato il Pro Favara. Ciononostante il risultato non si sblocca e l'anticipo di sabato dell'11ª giornata di campionato Eccellenza Sicilia Girone A Cus Palermo Pro Favara rimane ancorato sullo 0-0. La formazione favarese allenata da Mister Balsamo non riesce ancora a trovare il gol e intanto, con il punto guadagnato con quest'ultima partita, arranca ancora tra gli ultimi 4 posti della classifica, proprio dietro al Cus Palermo. Il prossimo incontro non sarà facile, il Pro Favara dovrà ospitare in casa, allo Stadio Bruccoleri, la terza in classifica, Città di Sant'Agata. Vediamo adesso i risultati dell'11ª giornata del campionato. Alba Alcamo Geraci 0-0, Cus Palermo Pro Favara 0-0, giocata sabato, Canicattì Nuova Città di Caccamo 6-0, Città di Sant'Agata Parmonval 0-0, Licata Mussomeli 3-0, Mazzara Dattilo Noir 2-3, Partinica Audace Marsala 0-1, giocata sabato, Castelbuono Castellammare rinviata per impraticabilità del campo. La classifica apre Licata con 30 punti, Canicattì 26, Città di Sant'Agata 23, Mazzara 19, Alba Alcamo e Parmonval 18, Dattilo Noir 17, Geraci 15, Mussomeli e Marsala 14, Castellammare 11 punti e una partita in meno, Cus Palermo 11, Pro Favara 9, Partinica Audace 8, Caccamo 4, infine Castelbuono 2 punti e una partita in meno. Gli incontri del prossimo turno: Castellammare Partinica Audace, Dattilo Noir Alba Alcamo, Geraci Castelbuono, Mussomeli Mazzara, Caccamo Cus Palermo, Parmonval Licata, Pro Favara Città di Sant'Agata, Marsala Canicattì.